Ci sono famiglie che da generazioni trascorrono ininterrottamente le vacanze estive a Cavallino Treporti. Sono gli ambasciatori della località leader europea del turismo all'aria aperta. In una decina d'anni, oltre un centinaio di turisti hanno ricevuto il titolo di ambasciatore di Cavallino Treporti e una loro rappresentanza si è riunita alla Fiera del Turismo di Monaco di Baviera, invitati dall'amministrazione comunale e dal parco turistico per celebrare il loro legame con la prima spiaggia del Veneto. Fa bene al cuore a un sindaco che investe nelle strutture pubbliche, che vuole un territorio accogliente per i propri residenti, che vuole un miglioramento della qualità di vita per tutti. Ovviamente pensa ai residenti, ma anche c'è un miglioramento per i nostri ospiti. Piste ciclabili in primis, qualità di vita, qualità delle strutture ricettive, quindi tanti temi tanto importanti per tutti. All'incontro erano presenti oltre una trentina di ambasciatori tedeschi. Anche in termini assoluti la Germania è la nazione più rappresentata. Seguono l'Italia e l'Austria, quindi Belgio, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Regno Unito, Danimarca e Olanda. Gli ambasciatori tedeschi hanno raccontato le loro storie, il loro legame con Cavallino Treporti e le motivazioni che li spingono a tornare ogni anno. È anche importante vivere il territorio, vedere la crescita di quel territorio e sentirsene parte. Ecco, questo penso sia un valore inestimabile che va al di là del turismo in se stesso, diventa proprio un legame con il territorio profondo, un sentire Cavallino Treporti come seconda casa. In un'epoca altamente tecnologica, il romanticismo del passaparola si sta dimostrando uno strumento che mantiene intatto il suo valore promozionale. Vediamo nello studiare i numeri delle aziende che l'ambasciatore, il passaparola, è oggi ancora il mezzo più importante per portare persone, famiglie a Cavallino Treporti. E credo che non cambierà mai questa cosa qua.